Buonasera cari telespettatori, mi auguro che abbiate passato una buona giornata, vi ringrazio per aver scelto di restare in compagnia del gruppo editoriale TV7 e noi siamo iReporter per te. Questo format di approfondimento a vostra disposizione grazie alle telefonate e soprattutto agli esperti che vengono a darmi e a darci una mano. Ho qui con me il dottor Gianmaria Gioga, che è il direttore del distretto 1 dell'ASL 16 di Padova. Con lui toccheremo una tematica molto importante, l'impegnativa di cura domiciliare. In arrivo i fondi. E successivamente, con un altro ospite, andremo a parlare e a vedere se qualcosa è cambiato per quanto concerne le morti bianche. Purtroppo abbiamo un triste primato, il Veneto è secondo in classifica. Approfondiremo quindi nella seconda metà della trasmissione. Sappiate che siete tutti invitati a porre domande, a dire la vostra, soprattutto se purtroppo vi tocca in primis, allo 049 80 777 57. Professore, grazie di essere accorso alla mia chiamata. Io ho bisogno sicuramente di lei per i tecnicismi di questa che è una questione molto particolare, molto difficile da affrontare, perché va a toccare tante purtroppo problematiche che i nostri telespettatori possono purtroppo avere. Ci sono vari settori che hanno necessità e varie patologie che hanno necessità e diritto anche di potersi curare come ognuno insomma sceglie, quindi a casa dove magari le cure sono più, non lo so, io mi immagino da profano un po' più dolci, mi viene da utilizzare questo termine. Partiamo subito da spiegare che cosa sono quindi queste impegnative di cura domiciliare e quali sono i vari patologie o settori che vanno a toccare e chi ne ha diritto. Dopodiché affrontiamo anche i vari tecnicismi, cioè la regione e quando verranno consegnati insomma questi rimborsi alle varie famiglie che hanno purtroppo, ricordiamo, alla fin fine a carico dei parenti, amici, dei malati insomma. A lei la parola, professore. Sì, beh, non sono professore, adesso non esageriamo. Ho dato un titolo in più, mi perdoni. Intanto grazie molte dell'invito e della possibilità di spiegare un tema che effettivamente è un po' complesso, per cui chiedo un po' di attenzione, perché le impegnative di cura domiciliare sono recentissime e sono una peculiarità della Regione Veneto. Cioè il Veneto nel 2013 ha deciso di far confluire in un unico paniere quelli che prima erano diversi rivoli di finanziamento. Cioè fino al 2013 la Regione erogava dei contributi economici per diverse problematiche. Non parlerei di specifiche patologie, ma di problematiche. Allora avevamo l'assegno di cura badante, cioè che andava incontro a quei cittadini che avevano bisogno di pagare un assistente familiare per le proprie condizioni di salute e che avevano un reddito basso. Avevamo l'assegno di cura per i malati di Alzheimer con disturbi del comportamento. Avevamo i progetti di vita indipendente per i disabili fisico-motori. Avevamo i contributi di aiuto personale per i disabili psichici. Avevamo i contributi SLA per i pazienti affetti da SLA. E c'erano alcune tipologie di persone con particolari bisogni assistenziali che erano fuori da questo sistema. Perché per esempio il contributo SLA viene erogato solo alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, ma chi per esempio ha una sclerosi multipla che però porta lo stesso livello di gravità e gli stessi bisogni assistenziali rischiava di non percepirla. Certo. Allora la Regione ha deciso di metterli assieme in un unico paniere che si chiama impegnativa di cura domiciliare. Certo, ICD. ICD. Il secondo aspetto positivo è quello di aver detto che questi contributi
rientravano nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre prima erano i primi fondi a rischiare di essere tagliati, una volta che si dice questo tipo di intervento è un livello essenziale di assistenza garantito dalla Regione, significa avere certezza che nel tempo il contributo continuerà. Allora, è assicurato, in poche parole. Questo è un aspetto fondamentale. Certo. Voi sapete, siamo in un momento di crisi di risorse. Le prime cose che rischiano di essere tagliate sono quei servizi, quelle prestazioni, certo, che non sono livelli essenziali di assistenza. Certo. Il sociale, per esempio, ha un problema che è quello che non ha ancora definito a livello nazionale i livelli essenziali di assistenza. La sanità invece lo ha fatto, ma venivano tagliati fuori questi fondi che vanno a chi assiste a domicilio le persone con gravissime disabilità. Allora la Regione ha detto, per dire che un servizio è un livello essenziale di assistenza, non dobbiamo guardare come si risponde al bisogno e quindi se in RSA, cioè in casa di riposo per non autosufficienti, o nelle varie strutture intermedie, o in ospedale, o a domicilio. L'importante è che si garantisca un adeguato livello assistenziale alle persone. Al malato. Tanto è vero che la verifica viene fatta sulla qualità dell'assistenza, cioè le impegnative di cura domiciliare prevedono che si vada semplicemente a verificare che la persona stia bene, certo, perché ovviamente bisogna essere certi che il finanziamento vada a soddisfare i bisogni vada a buon fine e non venga utilizzato. Lancio un'intervista a ritroso nel tempo proprio per fare nuovamente un sunto di ciò che lei ha appena detto. Ascoltiamola insieme. Il Fondo Sanitario Regionale sarà presto utilizzato anche per la domiciliarità, una vera e propria rivoluzione culturale, quella sancita in un importante provvedimento presentato in questi giorni dalla Regione Veneto, resa possibile mediante il trasferimento di tutto il comparto delle prestazioni e dei servizi domiciliari sociosanitari ai livelli essenziali di assistenza o LEA. Abbiamo reso possibile le impegnative di domiciliarità che si dividono in 5 livelli e quindi è un ottimo elemento, un ottimo punto di partenza anche per andare a definire esattamente in modo omogeneo su tutto il territorio le prestazioni domiciliari, le prestazioni relative agli ex assegni di cura, le prestazioni relative ai progetti di vita indipendente che finalmente e per fortuna dico sono diventati LEA. Le impegnative di cura domiciliare potranno essere erogate in forma di contributo economico o come prestazioni di servizi. È un provvedimento sugli extra LEA, è un provvedimento nel quale finalmente siamo riusciti, grazie a un ottimo lavoro della Direzione Servizi Sociali, rispetto al LEA. I LEA che non sono più legati al contenitore ma sono legati alla patologia. Un intervento unico nel panorama nazionale che semplificherà il ricorso ai servizi e renderà esigibili i contributi economici che fino a ieri erano riservati a disabili ed anziani ospitati in casa di riposo o in un altro contenitore sociosanitario. Loro possono scegliere e noi abbiamo la forza che quel fondo sanitario, rispetto alla loro patologia riconosciuta dalla Commissione Tecnica Sanitaria, possiamo aiutarli dove loro decidono di partecipare a quel tempo di vita difficile della non autosufficienza. Queste persone non hanno l'obbligo, per avere il contributo LEA dello Stato, di andare o in casa di riposo o in ospedale. La propria casa è il cuore e le risposte ai loro bisogni sono rispetto alle loro scelte. Possono scegliere la parziale non autosufficienza, possono stare in turismo sociale, possono stare in fattoria sociale, possono scegliere la cultura, possono scegliere lo sport, cioè possono scegliere la loro vita. Un altro aspetto non secondario è rappresentato dalla ottimizzazione della spesa pubblica in ambito socio-sanitario. Vede, sulla non autosufficienza dal 2020 al 2060 saremo tantissimi, non ce la faremo, ma con questa rivoluzione culturale che è stata fortemente condivisa, vedo anche da
tutto il Consiglio regionale, noi porteremo che con la stessa cifra non faremo 30.000 anziani, ma ne faremo 90.000. C'è una rivoluzione doppia, perché si risparmiano molti soldi e si dà una migliore vita alle persone. Bene, abbiamo ascoltato ciò che era, insomma, il passato. È cambiato qualcosa o è stato migliorato invece il servizio, e quindi quali sono gli aggiornamenti in questione? Allora, è stato migliorato per gli aspetti che dicevamo prima. Sì. Abbiamo un unico contenitore, certezza dei percorsi e soprattutto della continuità nel tempo dei progetti. Ma perché si parla di unicità? Cioè soltanto la Regione Veneto ha questo tipo di servizio e questo virtuosismo? Allora, tutte le altre regioni hanno ridotto i finanziamenti di quelli che si chiamano assegni di cura. Esatto. La Regione Veneto, se noi andiamo a vedere la spesa per la non autosufficienza, è l'unica che ha mantenuto e anzi ha in parte incrementato i contributi economici per la non autosufficienza. E tra l'altro il fatto di averli ricompresi nei LEA ha destato molto interesse anche in altre regioni. Diciamo che purtroppo il 2013 è stato un anno di passaggio, perché la delibera regionale è di luglio e quindi, come sempre, si sconta l'anno di transizione da un regime vecchio a un regime nuovo. Per cui purtroppo i fondi sono arrivati da poco alle aziende ULSS, le graduatorie sono state definite nei giorni scorsi, per cui fisicamente i contributi agli aventi diritto saranno liquidati auspicabilmente entro il mese di aprile, al massimo. Adesso io non conosco la situazione di tutta la regione, ma penso i primi giorni di maggio. Dottor Gioga, c'è anche da ricordare appunto che USL per USL hanno logicamente delle tempistiche che possono variare magari di qualche giorno, cioè non è che parte una e quella è la data, giusto? Vorrei appunto, anche ricordare questo. Ci possono essere alcuni ritardi, ma presumo di pochi giorni, perché il finanziamento c'è ed è stato bloccato da tutte le aziende ULSS per poter erogare questi contributi, perché ovviamente le persone lo aspettavano già nel 2013, perché la legge dice, la delibera di giunta regionale, saranno erogati trimestralmente. Allora, avendo deliberato in luglio, poi fatto le graduatorie, riviste, ridefinite, ovviamente si sono dovuti verificare alcuni aspetti, se la persona era deceduta, se era stata questi ricoverata. Tecnicismi li tocchiamo subito dopo la pubblicità. Certamente. Vi lasciamo un attimo in attesa, se volete dire la vostra, ripeto 049 80 777 57, anche per porre domande proprio perché insomma abbiamo chi ne sa qui accanto, e a breve avremo anche il consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Veneta Sanità, Claudio Sinigaglia, al telefono per sentire appunto anche la regione. Allora, lancio la pubblicità, vi aspettiamo, siamo qua.